Sono soltanto 18 i centimetri della discordia che impediscono al Teatro Sociale Eugenio Balzan di Badia Polesine di essere dichiarato agibile. La struttura è stata inaugurata il 17 maggio scorso con una cerimonia in grande stile, ma già in quell'occasione si sapeva che i parapetti dei palchetti non erano a norma di legge. I parapetti, infatti, misurano tra i 75 e gli 82 centimetri, mentre per legge dovrebbero arrivare al metro di altezza. Il problema è stato sollevato dall'ULSS 18 e i progettisti dell'intervento di restauro avevano proposto di aggiungere dei tubi metallici in modo di arrivare all'altezza necessaria, ma la proposta è stata bocciata dalla sovrintendenza. L'inaugurazione del 17 maggio era stata possibile grazie ad una deroga temporanea che l'allora sindaco Gastone Fantato aveva firmato, ma alla sua scadenza il teatro era tornato inagibile, al punto che spettacoli già programmati al suo interno sono stati spostati in altri luoghi. Per risolvere la situazione e riaprire finalmente il teatro, il commissario prefettizio e i progettisti stanno ora predisponendo tutta la documentazione necessaria affinché la deroga per l'apertura definitiva del Balzan arrivi direttamente dal ministro per i beni culturali Giancarlo Galan, nella speranza che il Teatro Sociale torni ad ospitare opere teatrali nel più breve tempo possibile.